Eccoci insieme, Vigilio Biscaro. Per quanto riguarda invece la situazione dei medici di medicina generale, qual è nell'area vostra? Sì, allora, adesso mi faccio aiutare da qualche numero. Perché? Perché il nostro studio di ricerca a livello provinciale è dal 2020 che sta monitorando questa situazione. A Treviso non siamo messi meglio che in altre zone, per certi aspetti siamo anche messi peggio e mi riferisco ai pensionamenti dei medici che non vengono sostituiti da ulteriori medici di medicina generale. Faccio due dati. Nel 2011 noi avevamo 696 medici, nel 2022, a ottobre 2022, gli ultimi dati disponibili, 421, vuol dire, 91, chiedo scusa, vuol dire che nel 2022 abbiamo 120.000 assistiti non coperti da medici di medicina generale, che sono stati, come posso dire, risolti con l'aumento, come dicevo prima, dei pazienti per medico, ma che questo ha significato per tante persone fare anche dei 20-30 chilometri per rivolgersi al medico più vicino. E qui significa che un terzo dei medici di medicina generale, a fronte di un bacino di utenza, e cioè degli assistiti, del 12%, abbiamo avuto una diminuzione di un terzo dei medici di medicina a fronte solo del 12% in realtà di minori pazienti. Questo cosa significa? Significa che le persone devono arrangiarsi oppure devono fare quello che prima ho detto. È vero che in provincia di Treviso le relazioni, devo proprio dirlo, le relazioni non sono negative con l'ULSS 2, ma è anche vero che se noi non troviamo soluzioni, e non le abbiamo trovate anche su proposte forse chimeriche nostre, e cioè: caro direttore dell'ULSS 2 Benassi, che ormai ci conosciamo da tanto tempo, prova ad assumere direttamente dei medici all'interno del servizio nazionale. Questo dice che è possibile o anche non è possibile, ma finché c'è questa carenza noi non possiamo con le solite forze del mercato trovare personale che venga a lavorare nel servizio sanitario, se non a costi esorbitanti. E siccome sappiamo che la specializzazione va da 3 a 5 anni, noi sappiamo già che dobbiamo aspettare il 2024 o il 2025 per avere una immissione di medici di medicina generale e 2 anni dopo di specialisti all'interno degli ospedali e del servizio sanitario in generale. Questo significa che la Regione Veneto e lo Stato deve guardare al proprio interno rispetto ai bilanci, ci mancherebbe altro, ma deve prendere una decisione. Primo, reinvestire ancora di più nel servizio sanitario. Secondo, e questo lo diciamo da anni inascoltati, l'assistenza non può essere messa a carico della previdenza. Per fare questo dobbiamo avere risorse. Risorse dove le trovi? Dove oggi sono, come posso dire, lì nascoste, e parliamo del fisco. Tant'è vero che CGIL e CISL UIL su questa partita stanno alimentando una serie di manifestazioni assieme al discorso della sanità, perché delle due l'una: o l'Italia diventa un paese per il quale 100 miliardi fanno anche comodo all'anno, oppure l'Italia deve dire, cioè chi ci governa e anche l'opposizione deve dire ai cittadini italiani: guardate che non ci sono più soldi per l'assistenza, perché dobbiamo spostarli tutti completamente sulla previdenza, e ci mancherebbe altro, e perciò
chi può pagarsi quello che prima dicevamo con Certo. le problematiche della sanità, e chi non può non si cura. Bene, questo ragionamento lo sta facendo questo governo al contrario, secondo me, perché sta pensando una flat tax generale, ma in realtà sta pensando a dare qualche briciola a chi ha 15.000 euro di reddito, se è part-time o pensionato, e far pagare il 15% invece alle retribuzioni più alte. Non sappiamo ancora come sarà attuata la legge delega, sono convinto che ci saranno dei confronti, ma viva Dio, i confronti con le parti sociali devono essere fatti in modo preventivo. Non posso io arrivare come Confindustria, come sindacato confederale, a cose fatte. Se vogliamo avere anche una condivisione degli obiettivi da raggiungere, io devo essere consultato prima, devo poter dire la mia su tantissime questioni e dopodiché fare anche dei sacrifici se è necessario, ma li faremo se avremo condiviso il progetto. Se non l'abbiamo condiviso all'inizio c'è poco da fare. Chiaro. Io chiedo anche il parere un attimo a questo proposito, perché siamo verso la chiusura, al segretario Righetti. Un secondo, che c'è un messaggio: risparmiamo sulla salute, ma per Cortina 2026 sono previste spese incredibili per far crescere il turismo. Benissimo, diventiamo tutti più ricchi per spendere poi nella sanità privata. Alla fine chi ci guadagna? Di certo non il piccolo cittadino. Paolo Righetti, ad aggiungere qualche cosa a commento di quanto stava dicendo anche il segretario Biscaro, un po' siamo verso la chiusura. Abbiamo già detto quasi tutto, rafforzo alcuni concetti. Per noi il finanziamento del servizio sanitario nazionale, pubblico e universale non può essere considerato una spesa, è un investimento per tutta la collettività, per garantire a tutti il diritto alla salute. Per cui non ci sta, siamo contrari a quello che sta avvenendo. Un percorso che va a tagliare le tasse, va a tagliarle attraverso questo strumento della flat tax soprattutto al lavoro autonomo e soprattutto ai redditi più alti, e molto meno invece al lavoro dipendente, ai pensionati e a chi ha redditi medio-bassi, e questo porta come conseguenza ulteriormente negativa a tagliare sulla sanità e sul welfare, cioè sui diritti fondamentali e sui servizi essenziali per la società, per la popolazione. E questo non è accettabile, è un percorso sbagliato che noi faremo di tutto per cambiare a livello nazionale e poi anche per le titolarità che ha la Regione a livello regionale. Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, l'elemento centrale e determinante è in quanto tempo e con quale velocità riusciamo a recuperare i ritardi sul reperimento del personale e delle professionalità necessarie, a partire da una ridefinizione e un ampliamento dei percorsi formativi. Sono tutte cose che non si risolvono in 2 giorni, ma se non si comincia mai, se non si riprende mai in mano questa situazione, lo spostamento progressivo verso il privato sarà sempre più inevitabile, con tutto quello che ne consegue in termini di aumento dei costi per la cittadinanza e io dico anche in termini di qualità delle prestazioni. Ecco, c'è una cosa che non capisco. Non si trovano le persone formate, specializzate per essere inserite nel sistema sanitario pubblico, nel sistema sanitario nazionale e regionale, e però aumenta sempre di più l'offerta da parte del privato. Allora anche sui criteri di accreditamento delle strutture private e soprattutto sulla verifica dei requisiti e delle professionalità che consentono un continuo incremento dell'offerta privata nelle strutture e nei servizi, forse qualche approfondimento andrebbe fatto, perché ci sono persone, lavoratori e lavoratrici professionalmente eccezionali anche nelle strutture private, però questa esplosione dovuta ai ritardi del sistema sanitario nazionale verso il privato, come viene compensata? Cioè, se c'è un buco formativo in generale
no, di medici di medicina generale, di infermieri, di OSS. Ma che Come tanti fanno a essere reperiti nel privato e non perché vanno dal pubblico, vanno al privato perché molti c'è medici una parte, però per esempio se pensiamo alle case di riposo c'è stato il fenomeno inverso, no? Gli infermieri sono andati dal privato al pubblico, cioè i lavoratori, esatto, diceva la retribuzione, questione di retribuzione, dove ci sono offerte maggiori economiche. Ognuno a seconda di dov'è, del contesto dove si trova, cerca di migliorare la propria condizione. No, o scappando dal pubblico verso il privato o scappando dal privato verso il pubblico. Allora torneremo, guardi, grazie Paolo Righetti di questo, segretario CGIL Veneto, grazie anche a Virgilio Viscaro, segretario generale SPCGIL Treviso, di averci fatto questo quadro. Noi ci rivediamo naturalmente perché dobbiamo ritrattare questi temi e lo faremo anche presto in approfondimenti. Io ringrazio i nostri telespettatori, naturalmente buon proseguimento, la puntata la vedete in replica anche nel nostro sito. Grazie. E buona pace.